Mi trovo con Valentino che mi ha accompagnato in questa discesa col paracadute. Ciao Valentino. Ciao. Innanzitutto ti chiedo, come può nascere una passione simile, cioè proprio da pazzi? No, no, fossi pazzo non sarei qua, però niente, è nato tutto tantissimi anni fa, più di 20 anni fa, appunto dopo aver fatto il militare, però era una cosa completamente diversa, ho voluto provare appunto cosa poteva essere, quanto poteva essere bello anche la caduta libera. E una volta iniziato è difficile tornare indietro perché è una cosa che dà sempre nuove emozioni forti, ecco. Quindi queste emozioni ti hanno spinto a creare una struttura simile. Per chi volesse intraprendere questa esperienza, come ti può contattare? Ma abbiamo un sito internet, anche una pagina Facebook e poi chiaramente appunto tramite questi canali mediatici è facile trovarci. La nostra scuola si chiama Skydive Sardegna, oppure basta semplicemente anche su Google scrivere paracadutismo Sardegna, qualsiasi voce che faccia riferimento alla Sardegna, e essendo gli unici, appunto l'unica scuola operativa in Sardegna dove si effettuano i lanci regolarmente tutti i sabati e tutte le domeniche, è abbastanza facile reperire i nostri contatti, ecco, per chi volesse iniziare, provare o appunto come ho detto prima iniziare a fare un corso per poi continuare, intraprendere, vedere questo sport quanto può essere piacevole e quindi continuare andando avanti con delle progressioni, ecco. A livello fisico, una persona deve seguire un allenamento per essere pronto o va bene per chiunque? No, va benissimo per chiunque, chiaramente deve essere una buona salute, un buon stato fisico, anche perché serve per poter iniziare a fare il corso una visita medica presso un centro medico sportivo dove si fa normalissimo elettrocardiogramma, riposo e sforzo, e poi neurologica, cioè delle visite banalissime, ma non bisogna essere né supereroi né superuomini né superdonne, anche perché ci sono tantissime ragazze che lo fanno, gente normalissimo che non serve attitudini o allenamento particolare, ecco. Io avrei una curiosità, venendo qui ci sono tre bandiere che sventolano. Perché quella della Germania insieme a quella dei quattro mori e dell'Italia? Perché lavoriamo tantissimo con i tedeschi e quindi facciamo degli eventi dove loro proprio vengono, non appunto, 3 settimane fa avevamo un gruppo di 60 tedeschi che sono venuti qua a lanciarsi dalla Germania. Uno degli accorgimenti da avere prima di fare un lancio? Ma niente di particolare, bisogna essere appunto, diciamo, non bisogna assolutamente bere alcolici oppure avere alle spalle un pranzo di Natale, perché chiaramente andiamo a 4000 metri, facciamo il nostro minuto di caduta libera, sia per una tranquillità da parte dell'istruttore che ci porta, da parte appunto del passeggero che viene a fare il lancio, sarebbe comodo che non avesse bevuto, anzi è una regola che abbiamo qua che non bisogna bere alcolici prima del lancio. Ti ringrazio per questa giornata fantastica e ti saluto. Io spero di avervi nuovamente qua e siete sempre benvenuti e fateci una buona pubblicità.